Mamma! Papà! Dormite? Sveglia! Svegliatevi! Antonio, Claudia, sveglia! Sveglia tutti in salotto! Tutti in salotto! Ma che hai? Ci sei ubriaco? Ma da dove vieni in questo stato? Da dove vengo dunque allora? Io non me l'aspettavo proprio, avete capito? Certe cose uno non se le aspetta, è vero papà? È incredibile, è incredibile. Voi non potete neanche immaginare quello che mi è successo. Che c'hai? Sei stravolto. Io? No, è per la gioia, mamma. È per la gioia. È per la gioia. Fino a qualche ora fa, chi sapeva che esiste un umile impiegato postale di nome Michele Conte? Chi lo sapeva? Non lo sapeva nessuno. Un umile impiegato postale che ogni mattina si è alzato, è andato in ufficio per 10 anni a incartare e timbrare postacelle, raccomandate, postacelle, pacchi postali, G1, G3. Chi lo sapeva? Nessuno. Adesso lo sanno tutti. Ma tutti chi? Tutti! Tutta Italia, mamma! Tutta Italia mi conosce! Ma che cosa? Che cosa è successo? Ti spieghi, parla, dici qualcosa con le parole. Voi non guardate la televisione. Non la guardate, vivete isolati, vivete come dei selvaggi. Leggete un sacco di libri, poi non vi rendete conto che bisogna prestare attenzione alla televisione, papà. Ci sono cose importanti in televisione, si dicono cose interessanti. E oggi... Oggi hanno parlato di me. Ma che dici? Sì, signore. Dai, facci sapere. Sì, signore, hanno parlato di me. Adesso tutti quanti sanno chi è Michele Conte. Fatti capire. Papà, da domani metti questo in biblioteca. E adesso sedetevi. Oh, fratellino, sorellina, avanti pure voi. Forza! Guardate. Ieri notte a Genazzano, in provincia di Roma, alle ore 23, l'impiegato postale Michele Conte, uscendo da una birreria in stato di ubriachezza, E lo sanno in tutta Italia. Bravo, complimenti. Papà, non interrompere, aspetta. è scivolato sotto una carrozza turistica guidata da un vetturino molto particolare, l'attore Carlo Lai, noto per aver partecipato alla prima edizione del reality I figli del giaguaro. Carlo Lai, non so se mi spiego, eh. Chi è? Come chi è? Mamma, tu non lo conosci Carlo Lai? No, chi è? I figli del giaguaro, nessuno l'ha visto qua dentro? Neanche tu? Andiamo avanti. Il cavallo, dopo aver scavalcato Michele Conte e trascinato su di lui la carrozza con a bordo l'attrice Giulia Cohen,
Giulia Cohen neanche tu la conosci. Con tutti i film che ha fatto non conoscete Giulia Cohen. L'urto che Michele Conte ha ricevuto alla nuca battendo sulla strada era sembrato lieve. È stato condotto all'ospedale per un controllo di routine, ma qui la situazione è peggiorata e malgrado il pronto intervento, la bravura e l'impegno profusi dal medico di turno, Michele Conte non ha superato il trauma ed è morto nel pieno della notte. Carlo Lai e Giulia Cohen, che hanno seguito l'investito all'ospedale, sono rimasti traumatizzati per l'accaduto. Il calcio è stato stravolto dai soldi, ha dichiarato oggi Gianni Rivera. Avete visto? Ma che stava dicendo quella lì? Michelino. Che è? Ma perché mi guardi così, papà? Perché mi guardate così tutti quanti? Non ne vale la pena? Eh? Non merita? Papà! Prima serata, TG nazionale, mamma! Ascolti altissimi, ma come fate a non capire? Ma la televisione ha detto che tu... Che tu sei... Tu sei... Che io sono? Sto bene! Non sono mai stato così bene in vita mia, papà! Mamma! Vabbè, io me ne vado. La faccio vedere anche ai signori Maresca questa. E anche a sia generoso, Ciao! No, aspetta, Michele! Fermati, Michele! Michele!